Lungo queste due province c'è l'asse del fiume Piave, una ricchezza idrica di grandissimo valore e valore economico, perché permette la produzione di energia, permette di irrigare i nostri vigneti di prosecco, permette di dissetarci, insomma 1000 scopi. E il cambiamento delle modalità di precipitazioni sta creando anche una limitata disponibilità in alcuni periodi di questo tesoro blu. E quindi cominciano a nascere in qualche modo delle rivalità tra i vari enti di competenza. Quindi lo studio che stiamo cercando di mettere in moto è di capire come base quanti sono gli utilizzatori, quali sono i fabbisogni e cominciare a pensare a quello che dovrebbe essere la parte conclusiva in un vero e proprio contratto di fiume, ovvero che tutti gli interessati si ritrovino attorno a un tavolo per stabilire quanta ne usa l'uno, quanta l'altro, anche se i volumi destineranno a diminuire.